È iniziata da qualche istante la gara 2 dei playoff di Serie C Silver in Friuli Venezia Giulia. Siamo in un Palasport Manlio Benedetti gremito come ai bei tempi per la sfida che vede di fronte il Michelaccio San Daniele in maglia nera opposta al padrone di casa della UBC Latte Carso in maglia bianca. Andiamo a vedere i quintetti sul parquet con gli udinesi di coach Andrea Paderni che schierano. Mattias Principe va al tiro proprio in questa circostanza sbagliando la Berta dai 6,75. Il numero 18 è Avanzo, il numero 12 Pignolo, il numero 4 Trevisini e completa il quintetto udinese il numero 20 Tirelli. Avanzo va a cercare Pignolo, Tirelli tenta un'altra tripla, sbaglia anche questa, a rimbalzo però extra possesso per la Latte Carso. Pignolo, Principe decide di attaccare uno contro uno l'avversario diretto, lo sbaglia, la palla è sempre in attacco per l'UBC. Andiamo a vedere anche il quintetto del Michelaccio San Daniele con Pellarini in cabina di regia, il numero 12 Tosoni, il numero 14 Bellina, il numero 7 Simonutti e il numero 6 Leo Colutta. Ancora 0-0 il punteggio dopo un minuto e mezzo. Io ringrazio Alberto per le immagini che vi arrivano dalla pizzonaia del Maranga, campo di casa dell'UBC Latte Carso. Simonutti vuole attaccare Pignolo e c'è un fallo chiamato ai danni del giocatore Collinare, commesso dal giocatore udinese. Rimessa in zona d'attacco per la Michelaccio. Tosoni, Colutta, Bellina da 3 punti, tiro sbagliato. Bellina ha giocato su questo campo con la maglia della GSA, è stato uno degli artefici della promozione dalla B2, dalla Lega Nazionale Dilettanti alla Serie A2 all'inizio del percorso intrapreso con il presidente Alessandro Pedone. Ed eccoli qua i primi 2 punti del Michelaccio, altro assegno Simonutti su assist di Colutta. Ancora un errore a casa UBC. Ricordiamo che, visto anche il punteggio dell'andata e vista la serie al meglio delle 3, dal momento che il Michelaccio San Daniele ha vinto 6-7, 6-2 la gara 1, quest'oggi vincendo i collinari possono tornare in quella serie C1 DNC o C Gold che dir si voglia, nella quale hanno militato per anni e anni nelle stagioni precedenti, salvo poi scendere di categoria proprio qualche anno fa, prendersi un sacco di soddisfazioni in Serie C Silver, vincendo anche la Coppa Regione. Segue ancora San Daniele con Tosoni Lunetta. Gli arbitri di questo incontro sono i signori Lunardelli di Trieste e Lucioli di Gorizia. L'osservatore Fontani di Udine, che segna punti Claudia Simeonato di San Vito al Torre, Giulia Marcantoni di Udine e Elena Degano di Pasiano di Prato. Quindi Lunardelli e Lucioli i 2 arbitri. Vi dicevo, San Daniele che aspira a tornare in Serie C1, quindi campionato interregionale. In questi anni la formazione collinare si è presa un sacco di soddisfazioni vincendo la Coppa Regione, dicendo che dominando questa categoria
Altrettanto si può dire dell'UBC Latte Carso, che con coach Andrea Paderni, che proprio qui in questo campo allenò la GSA in Serie B, però con Andrea Paderni la Latte Carso si è costruita una solidità importante, rimanendo sempre nelle zone nobilissime della graduatoria, soprattutto negli ultimi anni, sfruttando il gran lavoro fatto a livello giovanile da un club che ha sempre creduto nel vivaio fin dall'inizio della fondazione nel 1977 di questo club ormai storico. Trevisini Lunetta può realizzare il primo punto per l'UBC, che dunque rompe il ghiaccio. 6:41 al termine del primo quarto. Trevisini segna anche il secondo, ha a disposizione un terzo personale. Li segna tutti e tre e dunque l'UBC torna a -1. 3-4 punteggio. L'UBC ha già commesso 3 falli di squadra. Ora quasi allo scadere dei 24 secondi c'è un extra possesso per Leo Colutta con il fallo di Trevisini e 4 fallo di squadra per la Latte Carso, che dunque esaurisce il bonus. Simonetti, Pellarini ribalta il lato su Colutta, chi da lì sa segnare, a malapena il ferro. Da quest'altra parte sbaglia l'UBC, poi è bravissimo Simonuti a far carambolare il pallone sui piedi di Chierchia, anche se non sufficientemente pronto. Non era male l'idea, ma è stato sfortunato. Il pallone è sempre, il possesso è sempre per la Latte Carso. Tanto Sinone manda in campo Jacopo Di Giusto al posto di Tosoni. È entrato anche Floreani in maglia udinese, lui a sbagliare il tiro da 3 punti. Si riprenderà con la rimessa in favore dei collinari. Bellina, riballata su Simonutti che attende il post-up del numero 14 con un mismatch su Trevisini. Nulla può il playmaker della Latte Carso in questa circostanza. È stato un cambio difensivo 1 contro 1 sul post basso. Bellina, che è alto 2,5 m e pesa ben più del quintale, ha preso il vantaggio immediato sul piccolo playmaker udinese. Dall'altra parte Chierchia, cuore di capitano, impatta a quota 6. Un gioco da 3 punti e una tripla per la Latte Carso, valgono la parità. Pellarini ancora silente, ma lui è uno che di solito è decisivo nei momenti clou del match. Qui Colutta è bravo a cercare il fallo di Chierchia, si presenta in lunetta con 2 tiri liberi perché, come detto, l'UBC ha esaurito il bonus. Nel frastuono del Pala Benedetti, Colutta infila i 2 tiri liberi del +2 per Michelaccio. 4:40 al termine del primo quarto. Chierchia, Trevisini, ci sarebbe Tirelli sul lato, attacca, anzi avanzo, si butta dentro, va a cercare il contatto
con Di Just che non si sposta di un centimetro. Pallone recuperato da Michelaccio. Boltoluzzi, una magia su Floreani, che in realtà non c'è passo così pugnace in fase difensiva come le circostanze richiederebbero. Avanzo sul l'end-off di Principe, poi Trevisini vede Colutta scivolare davanti a lui, a rimbalzo Di Just fa un solido tagliafuori ai danni di Chierchia. Più 4 palla in mano per il Michelaccio San Daniele. Pellarini, un altro blocco di Just, c'è il fallo di Avanzo, body check esasperato, altri 2 tiri liberi regalati a Pellarini, figurarsi. Qui Avanzo ha peccato di lucidità, perché quando mancano 3 minuti e 42 secondi al termine del quarto, sapendo che sei già con bonus esaurito, non commettere un fallo di quel tipo a metà campo con il tuo attaccante che non aveva alcun tipo di vantaggio tecnico da sfruttare. Hai regalato 2 tiri liberi Avanzo e Pellarini non si fa pregare per realizzarli entrambi in un batter d'occhio parziale di 6-0 per il Michelaccio, ed entra, e siamo felici di rivederlo in campo, Riccardo Barazzutti, con un dito steccato, se l'è lussato, rotto, insomma ha avuto problemi a quel dito nell'ultimo allenamento prima dell'inizio del playoff, riuscito a recuperare in tempo per giocarsi questa finalissima. Dall'altra parte bel canestro in casa UBC, è andato a segno il numero 14 Lubian, classe 96, tutti giovanissimi, se eccettano Chierchia e Principe e Floreani, i giocatori di Paderni. Just contro Chierchia, Bellina, Colutta, allo scadere Barazzutti dall'angolo sulla sirena dei 24. Ricky Barazzutti, che questo perché lo conosce a menadito, avendoci giocato sia con l'UBC sia con la APU GSA, allunga il parziale a 9-2. Adesso Principe sbaglia il fade away, una battaglia molto fisica sotto canestro con Federico Bellina. Adesso Barazzutti era riuscito a intuffolarsi nelle maglie difensive udinesi, poi ha fatto partire un assist che nessuno ha colto, tanto nella latte Carso coach Paderni richiama in panchina Avanzo e manda in campo Vischi numero 5. Pigro Principe non prende posizione in post basso, allora si prepara il quarto di campo libero per l'1 contro 1 di Lubian, che anche lui, vedendo l'opportunità di un tiro aperto, pigramente tira da 3 senza pigliare quasi nulla. Bellina contro Vischi, rincula Bellina, poi gioca un fade away dalle tacche, tiro sbagliato, ma poi è suo rimbalzo e un fallo antisportivo da parte di Lubian. Due tiri liberi e possesso in attacco per il Michelaccio, ne approfitta Sinone per richiamare in panchina Pellarini e Colutta e dare un po' di riposo extra ai suoi 2 giocatori del backcourt, mandando in campo Simonutti e Bortoluzzi, e c'è anche Tosoni pronto a entrare sul parquet nel caso in cui Bellina dovesse segnare il secondo tiro libero. In realtà, siccome il gioco era fermo, Bellina può uscire comunque. Fortunato in entrambe le circostanze dalla lunetta il numero 14 di Gemona. Barazzutti aggressivo in difesa su di lui Lubian,
Barazzutti incrocia al palleggio, poi serve di Just, catch and shoot, tiro sbagliato, vola a rimbalzo il numero 16 Bulian e garantisce un nuovo possesso offensivo all'UBC con Vischi che sbaglia dall'estero tiro. Barazzutti galoppa in attacco, un paio di veli per Di Just che poi si allarga per un alto basso con Tosoni, anche Tosoni rincula verso canestro, passo di crocio, fazione di passi di Tosoni perdonata dagli arbitri, la palla arriva a Simonutti che lo mette fallo in attacco. Io qui avrei fischiato nulla, avrei lasciato correre. Difatti Simonutti dice beh, ero fermo, è l'altro che mi è arrivato addosso. Difatti Vischi nulla ha fatto per evitare il contatto, ma secondo me semplicemente bastava lasciar correre, c'era nulla da fischiare. Bulian, con la Bulian di forza sotto canestro, altro fallo di Simonutti. 2 falli in un name per il numero 7 Collinare. Corre subito ai ripari Sinone, mandando sul parquet il numero 18 Cella al posto di Simonutti. Bulian segna il secondo personale a sua disposizione, buono per tenere la latte cassa a -6 sul 9-15. Barazzutti deve subire la difesa molto aggressiva di Lubian, poi va di fade away, tiro forzatissimo da parte di Barazzutti. Floreani in qualche modo porta la palla in zona d'attacco, poi se la ritrova in mano. Si gioca contro la difesa schierata, può andare fino in fondo la latte Carso, che però con Floreani perde malamente il possesso sulla pressione difensiva di Bortoluzzi. Tosoni, Cella, dritto per dritto, mancano 10 secondi, Cella se la sente, vola, rimbalzo ancora Tosoni, 4 secondi, Cella nel cuore dell'area udinese, sbaglia ancora un tiro Cella e il primo quarto va in archivio sul punteggio di il Michelaccio 15, Latte Carso 9. Il pubblico del Pala Benedetti, le tribune dietro il canestro e anche la tribuna sotto la nostra postazione sono ricolme di appassionati. D'altronde sia l'UBC a Udine sia il Michelaccio a San Daniele sono due società che sono anche parecchio seguite. Michelaccio a San Daniele è una istituzione. Inizia il secondo quarto sul +6 per i collinari, maglia nera. Michelaccio in campo con Barazzutti, Tosoni, Cella, Di Just e Bortoluzzi. l'UBC in campo con Lubian, Bulian, Floreani, Principe e Trevisini. Barazzutti, Bortoluzzi, Tosoni porta un blocco, poi Bortoluzzi ha una giocata delle sue, purtroppo psichedelica, la palla in qualche modo arriva a Tosoni che sbaglia il jump, extra possesso per San Daniele. Questo è il Michi Bortoluzzi che conosciamo
da decenni questi tiri non li passa mai, li tira sempre e praticamente quasi sempre li butta dentro. Doppiata l'UBC, 18-9 di Just, body check sul post basso di Principe. Qui secondo me è stato un errore di Just, perché Principe in quei casi si butta sempre dentro. Allora, se sai che fa così, non restargli attaccato, dagli quel mezzo metro chiudendo la linea di fondo. Protesta di Just, ma il fischio è corretto e secondo me è un errore tecnico di Jacopo di Just, che torna in panchina col proprio secondo fallo a carico. Lubian, Principe, Floreani dai 6,75, la tripla di Tiziano Floreani. Riporta a meno 6 suoi, 12-18. Barazzutti ha il suo bel da fare per superare la asfissiante marcatura di Lubian. Bellina, cambio difensivo nel doppio anche con Floreani, che però lascia sguardito Cella. Cella si butta dentro, viene egregiamente coperto da Bullian. Principe nel cuore dell'area sant'Agnellese, Principe perde palla, triplicato, poi Bortoluzzi subisce sulla ripartenza in transizione offensiva il fallo di Lubian. Primo fallo di squadra anche per la Latte Carso, 18-12 punteggio, più 6 per San Daniele in attacco. Cambio in casa udinese, nella Latte Carso entra anche il numero 10, il giovanissimo Losito. Ennesimo ottimo prodotto del vivaio del club del presidente Paderni. Bortoluzzi sbaglia catch and shoot da 3 punti. Trevisini commette un errore da principiante, palleggiando con cambio di direzione incrociato frontale davanti a Cella, la quale non par vero di togliere il pallone dalle mani del playmaker udinese. Con un cambio per Paderni, che rimane in campo Tirelli al posto di Bullian. E rimessa in zona d'attacco per il Michelaccio. Barazzutti. Bortoluzzi contro la 2-3, difesa zona dell'UBC. Subito tira Bellina senza affrettare i tempi. Troppa fretta per il numero 14 Collinare. Tirelli. Trevisini prova a superare Colutta, la palla arriva a Principe. E altro errore da parte di Bellina, che aveva difeso bene fino al momento in cui ha provato a metterci la manina. Principe si stava già allungando e c'era già il raddoppio di marcatura sul pivot italo-argentino. Sinone rimanda in campo Capitan Pellarini, che non è il capitano, ma lo definiamo capitano lo stesso, ad onore. Trevisini, ottima azione di Trevisini di tecnica con hesitation contro Colutta. Bravo Trevisini. Bellina, Bortoluzzi, pick and pop di Bellina, la palla arriva a Pellarini, poi Bellina va a prendersi il post basso contro Losito. Bellina vede il giovane difensore, che è la metà di lui esatta dal punto di vista morfologico, ne approfitta con un fade away di quelli che sta segnando solo lui. Ancora Bellina prova a metterci la manina, Losito senza paura a 3 punti, sbagliato. Bortoluzzi costretto a girare largo da Tirelli, poi va di riposto Bortoluzzi. Bellina arriva tra l'altro su Colutta, c'è un pick and roll laterale, pick and pop, Bellina da 3, voleva un fallo sul contatto sospetto da parte dei Trevisini. La palla è per Floreani da quest'altra parte. Floreani
attacca, mette il ritmo Tirelli, palleggio, resto, tiro, canestro di tecnica. Bravo Tirelli, pulito nei suoi fondamentali. 16 UBC, 20 San Daniele, più 4 per il Michelaccio in attacco. Pellarini attende il post-up di Tosoni. Tosoni prova a vinculare, poi segna col fallo, no, commette infrazione di passi, sì, ci sta. Chiamata che ci sta e quindi vanificata l'azione offensiva del Tox. C'è un time out chiesto da Sinone, che vede i suoi barcollare un po' in fase di impostazione. 5:54 al termine del secondo quarto, 16-20 il punteggio. Dopo il time out, UBC in attacco con 4 lunghezze da recuperare. Principe, Trevisini, si resta lì con un pick and pop. Principe al tiro aperto da 3 punti, frontale, sbagliato, il rimbalzo è di Losito. Sotto le foglie sbuca il numero 10, segna col tiro libero aggiuntivo per il fallo di Tosoni. Poi tira una terrificante mattonata sul primo ferro nel tiro libero, ma palla è gestita da Pellarini sul +2 per Michelaccio in attacco. Bellina sotto canestro, si fa beffe della difesa di Principe e va a realizzare. Poi gesti poco simpatici tra la panchina collinare e lo stesso Mattias Principe, che adesso vorrà vendicarsi. Tirelli ci riprova, però serve direttamente Alberto Sandrin, che è in fondo alla panchina del Michelaccio. Palla persa per la Latte Carso. Io terrei d'occhio Mattias Principe, perché se la sta giurando con i componenti della panchina collinare. Un po' di trash talking tra giocatori in campo e in panchina. Bellina, raddoppiato, Pellarini, tiro aperto da 3, frontale sul primo ferro, rimbalzo per Losito, non va certo per il sottile Pellarini. Secondo me anche in questo caso un antisportivo ci stava, se l'hai fischiato prima lo fischi anche adesso. Se la cava Pellarini, ma Losito, esplosione di energia per la Latte Carso. 4:40 al termine del secondo quarto, meno 4 per i padroni di casa, con Trevisini che si butta dentro, trova il pertugio e trova anche il fallo di Leo Colutta. Tanto esce Pellarini, rientra Barazzutti. Primo fallo per Colutta e quarto fallo di squadra per il Michelaccio. Trevisini segna entrambi i personali a sua disposizione. Meno 2 Latte Carso, 20-22. 4 minuti e mezzo al termine del primo tempo. Barazzutti contro Losito. Colutta, Cella sotto il blocco di Bellina, poi si trova in difficoltà, deve correre in suo soccorso Tosoni, che trova Bellina sotto canestro. Bellina va di semigancio e poi Cella
va a commettere un fallo che qualcuno chiamerebbe tattico a metà campo per frenare la transizione offensiva della Latte Carso. 2 tiri liberi per Lubian, perché, come detto, il Michelaccio ha esaurito il bonus. Nel frattempo esce Losito e rientra Pignolo, un cambio che io non avrei fatto, avrei fatto qualcun altro ma non Losito, perché ci stava mettendo non solo impegno ma era anche efficace con energia e dinamismo. Tanto avanzo numero 18 in lunetta, non era Bulian. Tosoni, ottimo dai e vai con Barazzutti. Occasione sprecata per pareggiare i conti per la Latte Carso. Adesso ancora il contropiede dopo la stoppata Leo Colutta. Break San Danielese che torna a +6 e immediato Paderni chiama time out per cercare contromosse. 3:43 al termine, 20 Latte Carso, 26 Michelaccio. Dopo il time out, 3:35 al termine del secondo quarto, Latte Carso in attacco con 6 lunghezze da recuperare sul 20-26. Trevisini spostato d'esperienza da parte di Colutta, poi in qualche modo la palla viene controllata dalla formazione collinare. Un Barazzutti che supera la metà campo proprio all'ottavo ultimo secondo utile, tempo per perderla. Contropiede facile per la Latte Carso. Assist di avanzo per Trevisini, 2 punti del -4 per i padroni di casa. Colutta sempre a zona, fronte dispari la Latte Carso. Colutta butta via un pallone servendo di Just sulle caviglie. Trevisini impazzisce cercando un tiro affrettato da 3 punti. Zona 3-2 con Pignolo in punta per la Latte Carso. Barazzutti da 3 punti dall'angolo, tiro sbagliato, rimbalzo per avanzo. Ancora Trevisini. Principe, avanzo, mi pare a zona anche la formazione ospite. Avanza da 3 punti, tiro aperto, arriva in ritardo sul close out Colutta. Contro break dell'UBC in uscita dal time out, -1 per la Latte Carso. Molto bene, Paderni può essere per il momento soddisfatto. Colutta vuole rispondere subito da campione Leo Colutta. +4 San Daniele. Che partita ragazzi, 29-25 per gli ospiti, 1:51 al termine del secondo periodo. Avanzo, serve Principe da 3 punti, tiro corto. Poi Principe è andato duro contro Colutta. Brutto gesto di Mattias Principe. Molto nervoso. Adesso Colutta gliela asurata, dice tutto il palazzetto ha visto quello che hai fatto. Saggio time out da parte di Paderni sul 25-29, anche per calmare gli animi. 1:26 al termine del secondo quarto. Un minuto 26 secondi al termine del secondo periodo. Il pubblico di Fede San Danielese sta indirizzando epiteti poco gradevoli all'inizio di Mattias Principe, che in vero di suo ci ha messo un fallo e un contatto piuttosto inutile.
qualche problema sul referto. Ah sì, ho capito, il problema è che Leo Colutta, avendo fermato il gioco per il colpo subito da Colutta deve uscire dal campo. Almeno così provo ad interpretare la regola, non la sapevo sinceramente questa regola. Ma se c'è stato anche il time out, infatti un po' perplessi anche sulla panchina santanellese, condividendo questa mia perplessità. Vabbè, 25-29, difatti adesso Colutta rientra sul parquet nel caso in cui Cella dovesse segnare il secondo tiro libero. 1 minuto e 16 secondi al termine del secondo quarto. Cella in lunetta con 2 personali a propria disposizione. A 2 su 2 ed ecco che rientra in campo Leo Colutta. Più 6 per il Michelaccio, 1 e 16 al termine del secondo quarto. Lubian, Pignolo, avanzo nel pitturato, adesso il tiro di Potenza. 2 punti per Avanzo che il tiro, le doti balistiche le ha sempre avute. Ora è Bortoluzzi a giocare da playmaker, come sempre contro la zona della Latte Carso. Passaggio alla LeBron James da parte di Just, che vede nell'angolo Simonuti. Poi Pignolo dritto per dritto, sfortunato Pignolo. Poteva realizzare il -2, ma resta a -4 la Latte Carso sul 27-31 e poi si ripiazza la zona 3-2. Bortoluzzi, tiro affrettato e a rimbalzo c'è un contatto veniale ma falloso da parte di Just, che commette in questa circostanza il suo pericoloso terzo fallo. E allora qui non c'è solo il terzo fallo ma anche i 2 tiri liberi regalati, perché c'è il bonus esaurito da parte dei collinari. Sinone rimanda in panchina, richiama in panchina di Just al posto di, e al suo posto Pellarini. E allora adesso quintetto un po' particolare per il Michelaccio con 4 esterni puri e Federico Bellina. Bellini sbaglia il personale, segna il secondo. 28 Latte Carso, 31 il Michelaccio. I santanellesi possono andare fino in fondo, fino al termine del secondo quarto. Bortoluzzi, Pellarini, 9 secondi. Simonuti da 3 punti. Simonuti praticamente sulla sirena. E il secondo quarto va in archivio sul punteggio di Latte Carso 28, il Michelaccio 34. Secondo tempo al Pala Benedetti nella gara 2 della finalissima dei playoff di Serie C Silver in Friuli Venezia Giulia. San Daniele avanti di 6 sul 34-28 dopo i primi 20 minuti. San Daniele che ha vinto gara 1 6-7-6-2 al Pala Falcone Borsellino e quest'oggi può, con un ulteriore successo, festeggiare il ritorno nell'interregionale. Prima però c'è da fare i conti con questa Latte Carso che certamente fino all'ultimo
lotterà con le unghie e con i denti, come dimostra anche Trevisini, che all'arrembaggio va a realizzare i primi 2 punti del secondo tempo. Tosoni, Bellini, rimorchio, Pellarini, Bortoluzzi, c'è anche Colutta nel quintetto collinare. Bortoluzzi da 3 punti, Bortoluzzi sbaglia, ribalzo offensivo di Tosoni non tagliato fuori, palla arriva Pellarini oltre l'arco dei 6,75, Pellarini più 7 Michelaccio, 30-37. Pignolo, Lubian si butta dentro, trova la vallata oscurata. Pellarini saggiamente se la vuole giocare per cercare il migliore tiro possibile. Il momento potrebbe già essere decisivo. Bortoluzzi, altra tripla, e per la prima volta il Michelaccio va avanti in doppia cifra, più 10. Avanzo, Trevisini va via Colutta, poi trova Pellarini, sfondamento da parte di Trevisini, il marchio del Pella, come dicevamo prima, sa essere fondamentale nei momenti decisivi, e d'altronde anche il Pella gioca da 50 anni, avrà imparato anche cosa deve fare sui parquet a questo livello. Grande Pella, io mi permetto di scherzare anche perché sostanzialmente abbiamo fatto una carriera parallela, lui in campo e io dietro al microfono. Due minuti giocati nel terzo quarto, più 10 per il Michelaccio. Colutta, difesa individuale da parte della Latte Carso. C'è Pignolo su Pellarini, Bellina, palleggio, resto tiro, la palla con un rimbalzo morbido, viene accettata e risucchiata dal ferro, più 12 Sannaniele, 42-30. Avanzo, fa una virata con un giro dorsale cieco e perde un altro pallone, manco a dirlo, c'è la Pellarini in zona, Colutta voleva servire Tosoni, ci mette il piedone Pignolo, rimesso in zona d'attacco con 14 secondi, no, con 15 secondi di esposizione per il Michelaccio. Time out chiesto da Paderni. Sette minuti e 10 secondi al termine del terzo quarto. Bortoluzzi sente l'odore del sangue, vuole azzannare alla giugulare la Latte Carso, sbaglia però la tripla. E allora è già in attacco la formazione padrona di casa con Lubian, Principe, Pignolo, Lubian sul quarto di campo. Taglia dal lato debole Trevisini, arriva coi tempi giusti l'assist del numero 14, 2 punti di pregevole fattura in uscita dal timeout per l'UBC. Di solito quando una squadra è ben allenata lo si capisce da come giocano la prima azione in uscita dal timeout, e l'UBC lo fa sempre molto bene. Tosoni segna col fallo di avanzo. Tosoni, una magia in virata. Questi sono i suoi canestri da Campettaro. Il Tox ci mette la firma, più 12 San Daniele e tiro libero aggiuntivo per Luca Tosoni. Paderni rimanda in campo Floreani al posto di Lubian. Latte Carso, che in questa stagione ha vinto la Coppa Regione nella finalissima di Latisana contro
i padroni di casa della Villa Lancia. Tagliamento del presidente Pettillo. Tosoni segna l'aggiuntivo. San Daniele va avanti di 13, 45-32. Si piazza anche a zona la formazione di Enrico Signone. Chierchia a 3 punti, tiro sbagliato. Colutta, bravo sia nel tagliafuori e poi anche nel step out verso Bellina. Bortoluzzi forza uno dei suoi tiri, ma quello è Miki Bortoluzzi e lui gioca così, per cui non è una situazione complicata. Dall'altra parte avanzo dritto per dritto, va a cercare e soprattutto a trovare il fallo di Tosoni. Secondo me anche in questo caso c'era niente da fischiare. Loreani da 3 punti, la Latte Casso è ancora viva, rientra a -9 sul 36-45, siamo a metà del terzo quarto. Bortoluzzi, sotto blocco di Tosoni, Bortoluzzi trova Tosoni in taglio, extra pass per Colutta che aveva metri di spazio per scoccare la tripla, ha poi sbagliata Leo. Loreani a memoria su avanzo Trevisini, c'è Principe che deve accelerare l'operazione perché stanno scadendo i 24 secondi. Principe tira da 3 punti, lo sbaglia, il rimbalzo è per Bortoluzzi. Colutta, c'è nessuno e allora preferisce attendere rinforzi in attacco con i Collinari avanti di 9 sul 36-45, 4:40 al termine del terzo quarto. Bellina, Colutta attende il post up di Bellina, la palla arriva a Tosoni che fa saltare Chierchia. Bellina da 3 punti sulla sirena dei 24, tiro sbagliato. Avanzo carbura la transizione offensiva dell'UBC. Loreani ribalta al lato per Trevisini. Principe, un po' sbasso contro Bellina. Principe fade away, bravo Mattias. Qui Bellina non si è sprecato molto. Idem dicasi per Bortoluzzi che perde la maniglia e regala il possesso alla Latte Casso. Sinone manda in campo Di Just al posto del claudicante Bellina. Di Just che ha 3 falli a carico, 4 minuti al termine del terzo quarto, 7 lunghezze da recuperare per l'UBC in attacco, 38-45. Principe contro Di Just, è chiaro che con Di Just a 3 falli si va subito a cercare Principe per l'1 contro 1. Di Just che difende sul giocatore italo argentino, la palla arriva a Trevisini che realizza il jump del -5 e Sinone corre di pari. 3:48 al termine, 40 Latte Casso, 45 Michelaccio, time out. Tre minuti 48 secondi al termine del terzo quarto, 40 Latte Casso, 45 Michelaccio. Nelle file degli udinesi è rientrato Vischi al posto di Trevisini. Nelle fila Collinari è entrato Simonutti al posto di Colutta. No, di Pellarini, scusate, è uscito Pellarini. Loreani, dopo il time out, si conferma la Latte Casso, arriva a -3, 42-45.
Bortoluzzi. Tosoni aggressivo, attacca il canestro, arriva al ferro, senza posizione, arriva tardi Principe alla copertura dal lato debole. Più 5 il Michelaccio, 42-47, ultimi 3 minuti del terzo quarto. Floreani 1 contro 1 con Colutta, Colutta tiene e recupera, grande azione difensiva di Leo Colutta. Bortoluzzi attacca Floreani, segna col fallo e anche in questo caso Principe non benissimo dal lato debole. Protesta Paderni. Paderni richiama in campo, richiama in panchina Avanzo e Principe e manda sul parquet Tirelli e Bulian. Nel frattempo in lunetta c'è Miki Bortoluzzi con 2 tiri liberi. Anzi, tiro libero aggiuntivo. Sbagliato, tiro libero aggiuntivo perché aveva realizzato prima. Più 5 per il Michelaccio, 42-49, 2 minuti e mezzo al termine del terzo quarto. Aggressivo in difesa Simonutti su Floreani. Non ha tante linee di passaggio Vischi. Tirelli Vischi va a prendersi po' sbasso contro Barazzutti. Chierchia da 3 punti, Vincenzo Chierchia. Meno 4 Latte Carso, 45-49. Poi Vischi ruba il pallone a Barazzutti e alla fine 3 contro 1 i giocatori udinesi non riescono a sfruttare il vantaggio. Bravo Bortoluzzi a resistere, a recuperare il pallone e a farsi subire fallo. Il problema è che Vischi è mancino e quindi è stato costretto a tirare di destro. Alla fine gli è mancata la potenza necessaria. Barazzutti, Bortoluzzi, ancora un contatto con Bulian. Come dicevamo prima, Paderni protesta un po', dice hai fischiato 5 falli e noi e uno solo al segnaliere, ma io la vedrei diversamente, caro coach. Secondo me anche questo sono 2 tiri liberi regalati a Bortoluzzi perché appunto perché i tuoi hanno esaurito il bonus. San Daniele, che fa un po' di difficoltà a giocare in attacco, si vede garantire questi tiri liberi a cronometro fermo, che sono comunque opportunità per macinare punti. Ancora un po' discontinuo dalla linea del tiro libero Bortoluzzi. In ogni caso più 5 per il Michelaccio, 45-50, 1:40 al termine del terzo quarto. Vischi, Chierchia, Tirelli da 2 punti, da 2 se va, tiro comunque cortissimo. Chiede pressione, chiede di alzare la pressione difensiva ai suoi coach Andrea Paderni. Bortoluzzi, doppio post alto, Simonutti può attaccare, Chierchia, Simonutti un po' sgraziato ma quasi riesce a segnare, sbaglia però il numero 7 Collinare. Vischi rallenta il ritmo. Ultimo minuto del terzo quarto. Tirelli, c'è Bulian sulla linea di fondo, si preferisce invece esplorare altre opportunità. Vischi, eccolo Bulian che sta facendo il pendolo sotto il canestro, si vede stoppare da Di Just, che notoriamente non salta neanche la Gazzetta dello Sport, però sa essere sempre al posto giusto nel momento giusto. Jacopo Di Just dall'altra parte attacca lo spazio, subisce fallo e va in lunetta con 2 tiri liberi.
2 su 2 per Jacopo di Just ed è più 7 Sananiele, 45-52. Cambio per Paderni che rispedisce sul parquet Losito al posto di Vischi. Chierchia vuole attaccare di Just, tiro sbagliato e a rimbalzo c'è il fallo di Budian. Quindi altri tiri liberi regalati a San Daniele, stavolta tocca a Simonutti presentarsi in lunetta. 31 secondi al termine del terzo quarto. Più 7 e Simonutti in lunetta per il Michelaccio. Non può andare fino in fondo l'Atecaso, ci sono 8 secondi di discrepanza tra il cronometro di 24 e quello della partita. Losito gli ruba il pallone Simonutti, che è già dall'altra parte con l'aiuto di Barazzutti. E allora adesso si può andare fino in fondo a San Daniele, mancano 6 secondi allo scadere del terzo quarto. L'uomo per queste situazioni è Michi Bortoluzzi. Palleggio, adesso tiro, tabellata terrificante. Terzo quarto va in archivio sul punteggio di Latecaso 45, il Michelaccio 53. Entusiasmo collinare al Pala Benedetti, i tifosi del Michelaccio con tanto di vuvuzela, di trombette, di tamburi. Ce la stanno mettendo tutta per trascinare i giocatori di coach Pez Sinone in questa gara 2 della finalissima dei playoff di Serie C Silver 2017-2018. Dall'altra parte i tifosi della Latecaso sanno che è ora o mai più per la formazione di Paderni, che ha già perso 6-7, 6-2 la gara 1 e deve vincere questa gara 2 per forzare la serie a gara 3. Si giocherà sabato a San Daniele. Chiede scusa Simonutti, col suo tiro ha ucciso le mosche del Pala Benedetti senza arrivare al ferro. 8 punti da recuperare per l'Atecaso su 45-53. Udine che è sul parquet con Floreani, Chierchia, Losito, Principe e Trevisini. A 3 punti Chierchia. Inizia bene il quarto quarto l'Atecaso. Ora vediamo come risponde il Michelaccio, che è in campo con Barazzutti, Tosoni, Simonutti, Bortoluzzi e Di Just. Problema al polpaccio per Federico Bellina, che si è fatto massaggiare da Alberto Sandrini. Di Just a 3 punti. Tiro senza troppo ritmo. Losito attacca il canestro, sbaglia Losito. Il rimbalzo è per Principe, che ha spinto Simonutti. Continua Principe a piccarsi con i tifosi collinari. Mattia pensa a giocare. Floreani dall'angolo, rimbalzo proprio di Mattias Principe. Chierchia da 3, no, è Floreani invece che va a cercare il tiro da 2, no, extra possesso per Principe. Movimento Giorgevi per Floreani, arresto, tiro e canestro per Cristiano Floreani. Parziale di 5-0 per la Latecaso in apertura di quarto quarto. Udine ritorna a meno 3, 50-53, 1 minuto e mezzo giocato ed è entrato Federico Bellina. Simonutti
Bortoluzzi da 3 punti, Bortoluzzi sbaglia e allora Sinone richiama in panchina sia Bortoluzzi sia Ballazzutti e manda in campo Pellarini e Colutta. Rosito, osservazione di passi, la palla arriva a Floreani che sbaglia tiro da 3, palla sul rimbalzo a lungo e preda di Trevisini. Chierchia ancora Floreani che stavolta attacca. Trevisini a 3 punti, tiro corto, palla è per Losito che buggera sul tempo i lunghi collinari, subisce il fallo di Bellina e andrà in lunetta con 2 tiri liberi. Secondo fallo per Bellina. Fa solo 1 su 2 Losito, 7,50 al termine, più 2 palla in mano per il Michelaccio, è rientrato Thomas Pellarini. Colutta di Just al ferro sull'assist di Leo Colutta, azione ben congegnata e 2 punti di pregevole fattura per il Michelaccio. 51-55, 7,5 alla fine. Palla in attacco per la Latte Carso. Losito con coraggio voleva il fallo, poi va in difesa su Pellarini. Di Just in post up contro Chierchia di Just, semigancetto alla Flaborea, tiro corto, cambio per Sinone che richiama in panchina Simonutti al posto di al suo posto entra in campo Cella, mentre Paderni richiama in panchina Losito e manda in campo Avanzo. Floreani regala il pallone con un passaggio in salto no look che è preda di Leo Colutta. 6,45 al termine. Pellarini, Cella, si vuole Bellina che ribalta al lato su Colutta. 3 secondi allo scadere del 24, Colutta deve tirare, perde palla il Michelaccio, anche perché il cronometro dei 24 secondi sopra il tabellone non funziona, non è attivo. Ci sono dei 24 secondi mobili a livello parquet dietro i canestri, però non del tutto visibili, anche se pure Colutta gioca da decenni, dovrebbe avere almeno il timing delle azioni dentro la testa. Trevisini, Loreani da 3, sfortunato, la palla entra ed esce, rimbalzo lungo per Cella che subisce il fallo di Avanzo, primo fallo di squadra per la Latte Carso. Palla in attacco da parte di Colutta. Secondo fallo per Leopoldo Colutta.
Avanzo, vede Principe sotto canestro, prende il vantaggio su Cella e ne segna 2 per il -2 Latte Caso. 5-3-5-5, 5 minuti e mezzo alla fine, si va molto probabilmente incontro a un finale punto a punto. Coluta manda via Cella per giocarsi l'1 contro 1 con Avanzo. Con la Coluta mantiene il possesso. Bellina allo scadere dei 24 secondi, rimbalzo lungo che premia Floreani, che scatena il contropiede e va a segnare il 55 pali. Tutto da rifare per il Michelaccio, che era anche avanti di 13 e si è visto rimontare dalla formazione di coach Andrea Paderdi. 55 pali, 5 minuti al termine. Sinone richiama in panchina Pellarini, manda in campo Bortoluzzi e poi chiama anche la difesa individuale. Il frastuono del Palasport Benedetti. Floreani forza il tiro da 3 scheggiando il primo ferro. Cella, Coluta, c'è Bellina per il blocco, poi Bellina va sotto canestro, cambio difensivo accettato da Trevisini. Coluta chiama Bortoluzzi da 3 punti, la palla si impenna ma viene recuperata da Principe. Floreani, Coluta, ancora palla persa per il giocatore udinese, proprio in mano a Coluta. Bortoluzzi trova Di Giusto a rimorchio, c'è il fallo di Principe che dice ho preso la palla, ma in realtà secondo il metodo arbitrale assunto questa sera questo è fallo. Secondo me non è fallo, ma nel metodo arbitrale di stasera ci sta che abbiano fischiato 2 tiri liberi a Jacopo Di Giusto. Tre minuti e 53 secondi al termine, 2 punti da recuperare per la Latte Carso sul 55-57. Entrambe le formazioni hanno 2 falli da spendere prima di esaurire il bonus, parità sostanziale anche in questo dettaglio. Principe voleva l'alto basso su Avanzo ma finisce con regalare il pallone a Tosoni che trova Simonutti sull'arresto per fallo di Principe. 2 tiri liberi per Simonutti, 2 errori madornali da parte di Mattias Principe. E Simonutti è lunetta con i tiri liberi. Fa solo 1 su 2. Il risoluto giocatore sanandese con il numero 7. Lubian, ancora una palla persa, è la terza consecutiva in maniera piuttosto banale per gli udinesi. Tosoni, Simonutti,
Simonutti subisce il fallo di Lubian. Quarto fallo di squadra per la Latte Carso. Rimessa in zona d'attacco per Michelaccio, ma c'è un time out chiesto da Paderni quando mancano 3 minuti e 11 secondi al termine e il Michelaccio è avanti 58-55. Minuti 11 secondi al termine, 55 Latte Carso in difesa, 58 il Michelaccio in attacco. Bortoluzzi, un paio di cambi di direzione sul posto a disorientare Lubian, ma poi Miki Bortoluzzi sbaglia il tiro dai 6,5 metri. Lubian, il torvelo di Principe, Lubian vuole attaccare Bortoluzzi, Lubian attacca a testa bassa, sbaglia, ma c'è il fallo della difesa e quindi 2 tiri liberi per il numero 14 della Latte Carso, Lubian. E il primo fallo di Miki Bortoluzzi. Sbaglia secondo, rimbalzo per Bellina, -2 Latte Carso, 5-6-5-8, 2 minuti e mezzo al termine. Bortoluzzi con Barazzutti e Pellarini in panchina, è lui la fonte del gioco dei collinari. Adesso attacca Lubian, commette fallo in attacco, fallo in attacco di Bortoluzzi. Cioè c'erano almeno 3 falli da parte di Lubian, del difensore. È stato fischiato fallo in attacco a Bortoluzzi, ma io resto perplesso. Palla per la Latte Carso, 2 minuti e 20. Chierchia, avanzo da 3 punti, avanzo! E per la prima volta dopo lungo tempo la Latte Carso mette il naso avanti, 5-9-5-8, 2 minuti al termine. Si va verso il finale in volata. Simonutti resiste al contatto, si butta dentro. Anche qui non so bene come commentarla. Dubito che Simonutti abbia mirato sul sostegno del canestro nel tirare. Non protesta Sinone. Esce comunque Simonutti, al suo posto in campo Pellarini. Chierchia, avanzo che si è risvegliato nel momento giusto. Avanzo fa volare Pellarini, la palla arriva a Principe oltre l'arco del 6,75 e Mattias Principe fa esplodere il Palasport Benedetti. Chiama immediatamente time out Sinone. Sei 2 5 8 1:37 al termine. Siamo negli ultimi 2 minuti e quindi dopo il time out si può riprendere da quarti campo. 1 minuto e 37 secondi al termine. 4 punti da recuperare per il Michelaccio in attacco. Bortoluzzi.
Bellina da 3 punti. Bellina la butta dentro. Che canestro da parte di Bellina. -1 a San Daniele. 1:25 al termine. E qui vengono fuori i campioni. E qui solo i grandi giocatori la sanno decidere. Chierchia si incanta Peconisce sul palleggio. Subisce un inutile fallo da parte di Bellina. Inutile perché Chierchia ormai già non sapeva cosa fare. Bellina, forse stanco, poco lucido, commesso un fallo del tutto inutile e 2 tiri liberi regalati a Vincenzo Chierchia. 1:14 al termine, entrambe le formazioni hanno esaurito il bonus. Chierchia fa 2 su 2 più 3 UBC, 1 minuto e 14 secondi al termine. Pellarini da 3 punti il Pella, tiro sul primo ferro, 57 secondi. Trevisini, Loreani rallenta il ritmo giustamente la Tecasso. Trevisini, Chierchia, Loreani, Principe da 3 punti sul primo ferro pure lui, ma il rimbalzo è di Trevisini che poi sfugge a Bortoluzzi. Trevisini sbaglia il primo tiro libero, pare che abbia problemi di crampi e difatti non vuole lasciare il parquet. Trevisini, stoico il playmaker udinese, gladiatorio. Basterebbe segnarne uno per mettere 2 possessi di distanza tra le due, allora segna Trevisini più 4 la Tecasso, 6-5, 6-1. In campo Lubian, numero 14, per questi ultimi 34 secondi. Pellarini, Bortoluzzi da 8 metri, sbaglia Bortoluzzi, alla fine il fallo è di chi è il fallo? Di Avanzo? Fallo di Avanzo, quindi 2 tiri liberi per Federico Bellina. Non è finita, perché 25 secondi al termine. Ora Bellina ha l'opportunità di realizzare 2 punti a cronometro fermo. Mancano 25 secondi, la Tecasso è a più 4, 6-5, 6-1. Ma c'è Bellina in lunetta con 2 tiri liberi. Segna solo il secondo, 6-5, 6-2, 25 secondi. Chiaramente fallo sistematico da parte del Michelaccio. Bortoluzzi esegue su Floreani. Di nuovo si ripete la stessa situazione di prima. Floreani ne deve segnare almeno uno per tenere i collinari a 2 possessi di distanza. Esegue Loreani. Due su 2 per Loreani. Time out chiesto da Sinone, ma ormai 22 secondi al termine. 6-7, 6-2, più 5, stesso risultato della gara 1 tra l'altro. Più 5 per la Tecasso, 22 secondi al termine. Sarà complicatissima per San Daniele.
22 secondi 7 decimi al termine, 6-7 chi difende, 6-2 chi attacca. Tiro veloce per il Michelaccio, sbaglia Coluta, la palla è per Avanzo e allora la Latte Carso può festeggiare la vittoria in gara 2 pareggiando i conti con lo stesso risultato di gara 1. Tutto da rifare, tutto da decidere sabato in gara 3 al Parafalcone Borsellino. Cambio per il Michelaccio, esce Bortoluzzi, torna in campo, anzi entra in campo Domini, numero 9. Si deciderà dunque tutto in gara 3 al Parafalcone Borsellino e credo proprio che l'atmosfera in quel di San Daniele sabato sera sarà altro che caliente, sarà bollente, ma è giusto così tra due squadre di grande livello per questa Serie C Silver, tra due squadre che si sono giocate il fattore campo fino all'ultimo. L'UBC, che quest'anno ha già vinto la Coppa Regione, ha l'opportunità di una storica doppietta. Il Michelaccio San Daniele ha invece l'opportunità in gara 3 di tornare in quel campionato interregionale che ha frequentato per lunghi anni. E dunque accetta la sconfitta il Michelaccio. Pellarini riconosce la sconfitta e però se la stanno giurando Pellarini e Principe. Storie tese, carburata gara 3, sarà sicuramente una di quelle partite che varrà la pena seguire, vivere e soprattutto giocare. 6-8-2 vince la Latte Carso. Grazie ad Alberto per le immagini, grazie a tutti per averci seguito, ci rivediamo per gara 3.